operatori dell'occulto, di solito quando facciamo una radiestesia, specialmente quando si tratta di casi come noi riteniamo di omicidi, chiediamo direttamente alla persona defunta, all'anima della persona defunta, come sono andate i fatti, come nel caso di Sarascazzi, come nel caso di Chiara Gambiraso e come nel caso di innumerevoli fatti che mi hanno visto protagonista con successo in tutta Italia. Di conseguenza io continuo a pensare, di quello che ho visto, che Liliana Resinovic è stata assassinata in una casa e poi trasportata nel boschetto in cui è stata ritrovata. Non credo minimamente che si sia voluta togliere la vita, anche se aveva dei problemi di carattere economici con qualcuno, ma non lei, perché lei i soldi ce l'aveva pure tanti. Il problema è proprio questo, che secondo me qualcuno gli ha chiesto dei soldi e lei non gliel'ha voluto dare. Ecco il motivo principale. Il motivo principale è un motivo economico, perché lei ha trovato la morte. Ora vi ripeto che noi operatori dell'occulto, come me, come tanti altri sensitivi che sono abbastanza bravi in tutto il mondo, però vi dico che quando facciamo una radiestesia o qualcosa, chiediamo sempre, parliamo direttamente col defunto e chiediamo cosa è successo e il defunto ci dà delle spiegazioni. A volte siamo più precisi, a volte siamo meno precisi. Bisogna vedere anche lo stato d'animo delle persone, specialmente come si sente in quel momento l'operatore dell'occulto, e basta. Comunque io sono sempre convinto che Liliana Resinovic è stata uccisa e non si tratta assolutamente né di suicidio e né tantomeno di un male, un infarto dovuto a cosa. Liliana Resinovic è una donna molto sportiva, una donna che amava andare in bicicletta, una donna che la salute ci teneva, e non credo, dai, non c'è proprio, secondo me è un omicidio mascherato da suicidio e fino adesso ci sono, diciamo, riusciti abbastanza bene. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a tutti dal Sensitivo all'Occhi di Civile.